Va ora in onda Potere al Popolo. Chiaro, 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 potere al popolo, ancora il buongiorno, Sammy Varin, sono le 11.04, buongiorno naturalmente a chi ci segue in versione replicata la sera e nel weekend. Sì, tra poco ci colleghiamo con il Parlamento, avremo il senatore Andrea Ostellari, sottosegretario di giustizia alla giustizia, che tornerà a parlare di questo decreto sicurezza tanto vituperato da alcune parti politiche e giustamente ieri anche il guardasigilli Carlo Nordio ha detto ma insomma è anche uno sgarbo al Colle contestare il DL sicurezza visto che il Colle effettivamente l'ha firmato, ma ne parleremo tra pochissimo. Subito dopo il senatore Ostellari avremo anche un ospite in studio perché parleremo di musica indipendente. Avremo con noi un artista brianzola, arriva dalla zona di Erba, da Merone esattamente, a 2 passi da Erba, in zona lecchese, e lei si fa chiamare in arte Arvenige. Io ci ho messo l'accento sulla I, poi chiediamo se è giusto. Arvenige. In realtà è Ginevra, 19 anni, appena uscita dalla scuola superiore, appena iscritta all'università, ha inciso una canzone, no di più, ma l'ultimissima canzone proprio fresca fresca e avremo modo di farvela ascoltare e di commentarla insieme. Tra pochissimo sarà proprio qui nei nostri studi. Grazie a chi ci sta scrivendo tramite WhatsApp 340 67 09 659. Si ride e si scherza, mica tanto perché poi ci sono i morti. Caldo, 4 morti in Italia e picchi di 40 gradi, allerta nubifragi, in Spagna 102 vittime, incendi a Creta, 5.000 persone evacuate. Io sono sempre del parere che c'è chi sta facendo un certo terrorismo psicologico. Chiaro è che d'estate ha sempre fatto caldo, non è assolutamente una novità. Torneremo anche su questo argomento. Adesso c'è il Qui Parlamento. Qui Parlamento. Ed è un grande piacere avere con noi il sottosegretario di Stato alla Giustizia, il leghista Andrea Ostellari. Buongiorno senatore. Buongiorno a voi e buongiorno a chi ci ascolta. Allora, torniamo sull'argomento decreto sicurezza, perché tu hai detto anche una frase molto molto potente qualche giorno fa, dicendo che il decreto sicurezza è un punto di partenza. Chiaramente dall'altra parte politico immagino, dall'altra parte politica immagino la faccia che hanno fatto sentendo questa frase. Vero è che effettivamente c'è stato un accanimento pazzesco su questo decreto sicurezza che poi è diventato legge, che insomma qualcuno l'ha anche firmato e giustamente il guardasigilli l'altro giorno ha detto è anche uno sgarbo al Colle criticare il DL sicurezza. Per cui chiedo a Ostellari che cosa bolle in pentola su questo fronte, perché da quanto abbiamo capito è solo l'inizio e devo dire i cittadini e soprattutto i nostri ascoltatori aspettano ulteriori aggiornamenti sul fronte sicurezza, perché in certi casi in alcune città la situazione è diventata insopportabile. Ostellari, cosa bolle in pentola? Beh, innanzitutto è effettivamente un decreto sicurezza che risponde alle esigenze dei cittadini, quindi ricordiamolo, ed è finalizzato a tutelare coloro che sono più deboli. Nelle varie situazioni che sono state affrontate attraverso questi strumenti, dalle occupazioni abusive alle persone anziane, alla tutela delle forze dell'ordine, noi ci mettiamo dalla parte di chi ha subito un torto perché è stato appunto depredato dalla propria abitazione, dalla parte di chi in ragione della propria età viene troppe volte truffato impunemente, e dalla parte di chi ovviamente ogni giorno e ogni notte si mette a disposizione per garantire la nostra sicurezza e le nostre libertà, e quindi tutte le forze dell'ordine. Fatto questo, e questo è il solco sul quale noi intendiamo proseguire,
intendiamo ovviamente proporre delle nuove misure volte a tutelare maggiormente, quindi una forma di tutela processuale nei confronti di chi agisce, come i recenti casi ci hanno evidenziato, a tutela delle persone più deboli e poi molte volte viene indagato, quindi sottoposto ad accertamenti, sottoposto a processi, molte volte lunghi e che poi vanno a finire con archiviazioni o assoluzioni. Ecco, in quei casi non si tratta ovviamente di uno scudo penale, nessuno, nemmeno le forze dell'ordine vogliono essere privilegiate, però vogliono sentire al loro fianco la presenza dello Stato. E in questo caso quindi stiamo pensando proprio a una proposta che è pronta e che vogliamo quindi condividere con le altre forze di maggioranza, volta a tutelare tutti coloro che agiscono nell'ambito di una causa di giustificazione, come ad esempio l'uso legittimo delle armi, lo stato di necessità, la legittima difesa. Ecco, in quei casi quindi non ci dovrà più essere una iscrizione al registro dei indagati dovuta, ma una situazione per la quale sicuramente c'è un accertamento del fatto, ma entro un breve termine una decisione che molte volte è, a nostro avviso dovrebbe essere, a favore ovviamente di chi si difende e di chi difende le persone per bene. Avete sentito? È davvero una promessa. Il decreto sicurezza è soltanto un punto di partenza. E io ringrazio per il momento il senatore Andrea Ostellari. Andrea, restiamo in contatto e ci aggiorneremo molto presto, ne sono certo. Grazie a voi. Buona giornata. Qui Parlamento. Nella città le luci brillano, la notte ci chiama mio amor, bailamos fino al mattino, con passi liberi senza timore, musica alta, corpo in movimento, l'atmosfera caliente si contenta, il ritmo ci porta via lontano, con libertà e corazón in mano, liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere. Liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere. Discoteche piene di allegria, le stelle ci guardano vivere la vita, la notte è giovane e caliente, con le amiche più sorridente, liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere, liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere. Balla senza pensare, ogni istante voglio amare, respiro vita in ogni danza, questa notte è la nostra speranza. Balla e danza senza timore, in un attimo senti il suo calore, batte il mondo in fondo al mio cuore, e questa sera si accende l'amore. Liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere. Liberi di essere, ogni notte sorprendere, sul dance floor vivere, senza pensieri sconfiggere.
Pompa, pompa, guarda i registi che ballano, signori, fa piacere, si balla con la nuova canzone di Arvenige, l'avrò detto giusto, adesso glielo chiedo, Liberi di essere, ciao! Ciao a tutti. Che fatica però, che fatica dire Arvenige, ma è giusto, l'ho detto giusto? Arvenige, sì, è il mio nome al contrario. Scusa, sto facendo il calcolo, dunque è proprio così, Ginevra, si chiama Ginevra Esposito, arriva dalla zona di Erba, Merone, nella splendida Brianza, universitaria di 19 anni, dopo aver studiato lingue, appena fatto la maturità. Esatto. Dai, dalla faccia direi che sei passata. Sì. Wow, complimenti! Grazie. Ma soprattutto adesso il futuro quando si ha 19 anni. Cosa faceva Sammy Varin a 19 anni? Meglio non pensarci. Cosa vorresti fare? Che università ti vuoi iscrivere? Sempre che si riesca, perché molto spesso, sai, c'è il numero chiuso oppure bisogna fare questo esame. Cosa si muove? Allora, io farò il test ingresso per psicologia, però per la magistrale. Bella lì, quindi potremmo avere una cantante anche che si orienta verso questo aspetto della psicologia. Fatto sta, signori, che Ginevra, in arte Arvenige con l'accento sulla I, Esatto. è appena uscita con questa Liberi di essere, ragazzi, che è un pezzo bello, allegro, frizzante, estivo, con lo zampino di chi? Perché bisogna dirlo, dov'è lo zampino? Chi ci ha messo lo zampino, il testo, musica? Dino Angelini. Eccolo lì. Uno pensava, dice, ma sì, andrà in pensione. Col cavolo, quello non ci va mai in pensione. A parte che Meno male. ma deve avere 20-30 anni, non abbiamo mai capito la sua vera età, ecco. Fatto sta che sta aiutando tantissimo tanti giovani e non soltanto i giovani a fare musica, a scrivere molto spesso, a inventare una canzone che sappia anche di loro, che canta, che possa cantare anche la loro vita. In questo caso veramente il Dino Angelini ci ha stupito perché ci ha portato in versione estiva, in versione spiaggia, chiudendo gli occhi, cercando, lo potete fare anche in questo momento su YouTube, Liberi di essere, e veramente chiudendo gli occhi ti sembra di essere un attimino in spiaggia, tanto il clima qua è sempre da spiaggia. In Bellerio abbiamo messo una gigantesca piscina quando tra una canzone e l'altra si fa il bagno. Ginevra, come mai, come è nato questo sodalizio con Dino Angelini, che per chi non lo conoscesse è il patron del Cantabrianza, storica manifestazione brianzola, e non soltanto, perché ormai gira in tour anche in altre zone. Come hai conosciuto il Dino? Che cosa si sta muovendo? Allora, l'ho conosciuto in una circostanza strana, perché mio zio era è amico di questo signore che appunto conosce Dino perché lui ha partecipato al Cantabrianza. Allora gli ha fatto vedere un mio video, perché ha scoperto che appunto mio zio gli fa che mia nipote canta, gli ha fatto vedere i video, gliel'ha mandati a Dino e Dino mi ha contattato. E vai, che chiaramente il Dino Angelini ha sentito la tua musica, perché Arvenige non è alla prima registrazione, al primo pezzo, e ha modellato la bravura del Dino Angelini col Busnelli eccetera, modellano delle canzoni proprio sulla persona, sul personaggio, sulle emozioni che si provano, e da qui è partito questo sodalizio che comunque musicalmente tu avevi già cominciato tempo fa proprio con il cugino Sugan, si chiama. Esatto, Matteo Sugan. Che è insegnante di pianoforte, e che praticamente è lui che ti ha avvicinato alla musica. Sì, perché mi ha insegnato lui a suonare il pianoforte. In terza elementare fino alla prima, seconda media ho studiato pianoforte. Wow. E poi ho iniziato canto, che studio ancora tuttora, quindi 11-12 anni circa che studio musica. Lui inizialmente ha avuto questa idea, proviamo a fare Sanremo Giovani. L'ha provato con dei progetti, alla fine ma c'è mia cugina che canta, chiediamoglielo a lei. Mi ha contattato, ha sentito la canzone, ci abbiamo provato, però giustamente non era andata
come ci aspettavamo. Io sinceramente lo immaginavo perché non è così facile. Poi, col passare del tempo abbiamo fatto altre canzoni, una per esempio sulla violenza di genere. Poi l'anno scorso è uscita il progetto When Your Tears Come Dry, che praticamente abbiamo registrato a Milano, tra le vie e in stazione Garibaldi se non erro, però non ne sono sicura. Ce l'ho qui, tra poco ve lo faccio vedere, vi faccio ascoltare anche il pezzo e insomma hai cercato di pescare in varie situazioni Sì. musicali, in vari stili musicali proprio per farti conoscere e chiaramente qui dobbiamo ringraziare il cugino perché Sì. comunque è quello che ti ha dato l'input iniziale Esatto. a cantare, a suonare e a studiare, perché lo ricordiamo, siamo ascoltati da tantissimi artisti giovani e magari alla prima registrazione bisogna anche studiare, è Sì. importante. Modellare la propria voce e imparare a domarla e a utilizzarla in qualunque situazione e sulle tonalità più congeniali. Non è semplice, ma non è neanche impossibile. È un po' come imparare uno sport, imparare a giocare a pallavolo. Non hai questa palla che ti viene addosso, non rischi che ti venga in faccia, però ci sono altri rischi cantando. Cosa dicono amici, parenti di questo tuo sport? Perché alla fine anche cantare è uno sport, è uno sfogo, è un modo di comunicare. Abbiamo qua proprio i tuoi genitori Esatto. che ti hanno accompagnato, bisogna nominarli perché poi sono quelli che pagano i corsi di canto. Come si chiamano? Allora, papà si chiama Oscar e la mamma Barbara. Oscar e Barbara, grazie Oscar e Barbara, chiaramente, ma hanno la faccia di divertirsi più loro perché probabilmente ti portano in tournée, ti portano in questa radio, in questa televisione, hai fatto Rete 55 se Sì, non erro. anche. Cavolo, roba importante, parliamo chiaramente di televisioni locali ma guardatissime in queste zone lombarde e ti portano in giro per i palchi. Infatti già mi avete anticipato che ci sono serate interessanti nelle Sì. prossime settimane. Facci qualche Esatto. esempio. Allora, prima di tutto, ci sarà l'apertura del concerto di Iva Zanicchi. Signori, Iva Zanicchi, cioè la Ginevra Esposito apre il concerto di Iva Zanicchi. Prima di tutto la salutiamo Iva perché è un'amica, la intervistiamo spesso, è sempre allegra, spensierata. Fossimo noi così allegri, ragazzi miei, non ci riusciamo. Sarà per le notizie sfighevoli che leggiamo tutti i giorni in rassegna stampa, ma grandissima Iva Zanicchi. Quando? Sai già la data? Il 28 luglio. Dove? Ad Alzate Brianza. Signori, Alzate Brianza, pura Brianza velenosa battistiana, ad Alzate Brianza il 28 luglio, Iva Zanicchi in concerto e prima di Iva Zanicchi canta Arvenice. Dico, ma non hai questo timore riverenziale? Non ti tremeranno le gambe? Sicuramente davanti a un colosso del genere sì. Però vabbè, Ivo Dino mi ha detto che è una donna comunque molto alla mano, è gentile. Ma è una pazza furiosa, altro che alla mano. Ma cioè, in confronto tu sei la serietà fatta donna, hai capito? No, perché mi mostro così, poi... Diciamo che se andate a braccetto sul palco tu e Iva Zanicchi, secondo me fate una bella scena, ecco, in questo senso. Quindi sarà una bellissima esperienza, soprattutto potrai farti conoscere da un pubblico eccezionale, quello di Iva Zanicchi, da una parte grandi, ma quei grandi che si portano sempre il figlio e il nipote, per cui quella sera ci sarà questa possibilità di ascoltare musica per tutte le età. Quindi avete segnato, apre il concerto di Iva Zanicchi in Brianza. Cos'altro? Perché a proposito di Brianza, cos'altro si muove? In più il 19 luglio farò il concorso per l'inedito. Su in montagna, Lanzo d'Intelvi, esatto. al freschetto ragazzi, dove c'è Dino Angelini, lo salutiamo che ci sta ascoltando, è sempre lì a mangiare e bere, ragazzi, sono robe pazzesche, io quasi mi vergogno a dirlo, però organizza anche serate, la seratina anni 70-80 e sta attenta che se ti tira dentro poi non ti fa più uscire, devi cantare tutta la notte. E Lanzo d'Intelvi, quindi l'inedito, la possibilità di iscrivere un nuovo pezzo, un nuovo inedito, anche qui altro evento che poi noi
riprendiamo, perché quando si tratta di artisti indipendenti è il pane quotidiano di Sammy Varin, non è finita perché c'è anche il Cantabrianza. Esatto. Finale del Cantabrianza a settembre, se non erro. Sì. Signori, dici niente, per una giovane di 19 anni direi che siamo già a una piccola tournée. Chiaramente i tuoi genitori ti scarrozzeranno qua e là, lo fanno molto volentieri, cioè sono licenziati dal loro lavoro per fare questa cosa, sto scherzando, ma è un piacere bellissimo e ripeto è un modo di comunicare stupendo. Abbiamo parlato ai genitori e gli amici cosa dicono di questa tua passione? Allora, io ho delle amiche che comunque mi sostengono, cioè per esempio grazie al mio ragazzo mi son fatta tantissimi nuovi amici, perché io sono molto chiusa all'inizio con le persone, poi appena mi apro basta, non mi tiene nessuno. E anche i suoi amici mi hanno sostenuto, appena hanno sentito la canzone mi hanno chiamato, l'ho messa a pallettoni in macchina, Anche anche perché suona professori. bene poi, suona bene. Anche i professori? Sì, perché appunto avendo appena finito la maturità, io ho fatto spagnolo, ho mandato subito la versione in spagnolo della nuova canzone alla mia prof, e niente, le è piaciuta, fa: "Oddio, te l'ho insegnato io lo spagnolo." Signori, e quindi prossimo anno la tua prof insegnerà ai ragazzini con la tua canzone. Avete capito bene? Liberi di essere, il nuovo pezzo di Arvenige è anche in versione spagnola e avremo modo di proporverlo sicuramente nei prossimi giorni, perché tu non lo sai, ma noi poi ti inseriamo in programmazione, in rotazione, quindi la tua musica gira Ah, automaticamente bene. su questa radio. Ma noi adesso chiudiamo con When Your Tears Come Dry, signori, che è il pezzo precedente che hai Esatto. fatto insieme a Sugan. Cosa si racconta in questa canzone? Praticamente si parla del momento in cui tutto ti crolla addosso e quindi avresti bisogno solo di una persona che ti tira fuori da quel momento di buio ed effettivamente quella persona poi ci riesce. Chiaramente questa persona è il tuo ragazzo, che si chiama Leonardo. Spezziamo una lancia anche per i fidanzati, se permetti, che cavolo, lì che aspetta e dice non mi saluta manco. Possiamo soltanto farti i complimenti, Grazie. Arvenige, Ginevra Esposito, citofonate Esposito, ma soprattutto Arvenige, perché io ho scritto così su YouTube e ci sei solo tu. E quindi è L'ho impossibile. pensato apposta. Anzi, mio padre, perché il nome è nato da lui. Grazie papà, grazie, mi servono a qualcosa i padri. Io non pensavo non serve a niente. Signori, Arvenige c'è solo lei, salta fuori la sua musica, scrivete Arvenige su YouTube. Ginevra, è stato un piacere. Anche per me. Ci rivediamo, tanto adesso ho imparato la strada. Grazie Arvenige, ecco a voi il pezzo When Your Tears Come Dry. Eccolo qua, e andiamo anche il video, lo facciamo vedere. Dai. Got to say that you better stop trying. Do you remember what I've told you? You want shed a tear, no cry. I need to unsay my own words now that I met my scariest demons that are hiding right beyond my mind. See your eyes, gonna let you now see my eyes, gonna let you fall apart and feel so far, and now you won't try to feel better. I'll wait for you to try. I'm gonna let your tears come out, don't shy. I wanna hear you need to rest, you need to fast, you need to unwind. I'm aware that you need to cry, I'm aware, cannot tell you why, don't deny, you do not dare to deny, don't take pride, I'll let you down now, I stay by your side, I'll let you stay right through the night, see you again in the morning light, see you again when your tears come dry. I have to say
Think and say your words do not apply. This road is likely killing all your will in temper and desire. See your eyes, gonna let you now see my eyes. Gonna let you fall apart and feel so far that now you won't try to feel better. I'll wait for you to try. I'm gonna let your tears come out with blood. I wanna hear you need to rest. You're coming home 'cause your needs went wide. I'm aware that you need to cry. I'm aware, cannot tell you why. Don't deny, you do not dare to deny. Don't take pride, I'll let you down now. I'll stay by your side. I promise you'll make it through the night. See you again in the morning light. See you again when your tears come dry. When your tears come dry. See you again in the morning light. See you again when your tears come dry. Avete ascoltato Potere al Popolo.